bentrovati dalla redazione di Sette in Punto. In questa puntata ci occupiamo di aiuti, ci occupiamo di cooperazione internazionale, perché ci sono dei temi che è giusto affrontare, nonostante da molti mesi, ormai da anni, viviamo momenti difficili causati dalla pandemia. Abbiamo visto che appunto proprio perché si parla di pandemia non si possono fare discorsi troppo specifici. E noi lo facciamo quest'oggi con Gianfranco Refosco, segretario regionale della CISL Veneto, benvenuto. Buongiorno, grazie. E Giancarlo Pederzolli, che è referente regionale di ISCOS per il Veneto. Allora, sappiamo che cos'è la CISL, ci spieghi anzitutto che cos'è ISCOS, così lo spieghiamo a chi ci sta guardando. Sì. Allora, ISCOS è una ONG, è un'organizzazione non governativa nata dalla CISL nel 1983 che opera un po' in tutto il mondo con progetti a sostegno dello sviluppo di paesi chiaramente meno sviluppati di noi. Lo fa attraverso il rapporto con realtà locali sia sindacali che non sindacali e quindi ha un insieme di persone che se ne occupano qua a livello di rete formativa, informativa e poi anche organizzativa, e poi in giro per il mondo ce ne sono parecchi che E lavorano. c'è questo legame, no, con la CISL. Cioè, il legame è strettissimo perché ISCOS è nato dalla CISL, quindi il legame c'è sempre ed è molto. Ecco, da dove nasce poi l'esigenza di sviluppare una ONG? Chiedo a Refosco. L'azione internazionale per il sindacato è fondamentale, ce ne accorgiamo, ce ne siamo accorti in questi ultimi tempi. Se in altre parti del mondo ci sono lavoratori i cui diritti non vengono rispettati, questo diventa un problema anche per i lavoratori e le lavoratrici italiane. E quindi fin dalla nascita della CISL negli anni 50, l'ottica di guardare al mondo, alla prospettiva anche di un sindacato internazionale è sempre stata fondamentale. Ci sono stati poi degli anni in cui questo impegno sindacale si è tradotto, a partire dagli anni 80 in poi, nella realizzazione vera e propria di progetti di sostegno al sindacalismo libero anche in altri paesi. Cito due casi dove la CISL si è impegnata molto: Solidarność in Polonia, perché Wałęsa è stato finanziato a lungo dalla CISL, e Lula in Brasile, che poi entrambi sono diventati anche presidenti di quei paesi, dove è nato un sindacato libero, in entrambi i casi con forti spinte oppressive di quei regimi che c'erano in quegli anni. Ecco, l'impegno della CISL e poi dell'ISCOS serve proprio a avere un'ottica internazionale. Negli ultimi anni ISCOS ha fatto molti progetti non solo legati al sindacato negli altri paesi, ma anche all'aiuto in situazioni di difficoltà. Ecco, quindi è diventata un'organizzazione non governativa che promuove, diciamo, lo sviluppo e la tutela dei più deboli. Ecco, noi oggi parliamo, no, di questo della costituzione di questo comitato regionale, però non posso non chiedere a lei in particolare, Refosco, una considerazione rispetto all'attualità, no? Perché io ho appena stampato la notizia di quella dell'ennesima lavoratrice che purtroppo non ce l'ha fatta dopo 4 giorni. Sì. È veramente drammatico che non si riesca. Adesso sentivo le ultime statistiche, si parla di 3 lavoratori al giorno, ma com'è possibile? Purtroppo questa ripartenza dopo la pandemia porta con sé anche una frenesia, dobbiamo dire, legata effettivamente a un aumento anche degli ordini del lavoro, eccetera, che non è accompagnata da una attenzione e sicurezza per quello che riguarda la salute dei lavoratori. Quest'anno purtroppo è uno stillicidio di uomini e donne che sono morti sul lavoro, molti giovanissimi. Il caso di questa signora di 63 anni che è stata risucchiata dal macchinario è veramente il sintomo di una mancata attenzione, perché questi macchinari sono tutti dotati di meccanismi che dovrebbero impedire questo. Quindi qui è necessario che la magistratura indaghi per capire se ci sono delle responsabilità. Noi in queste settimane stiamo discutendo con la Regione la scrittura di un nuovo piano strategico per la sicurezza. C'è stato un incontro anche ieri, ce n'è stato uno la settimana scorsa,
pensiamo che vada messo in campo un impegno straordinario, perché l'aspetto positivo di questa ripartenza non può non può mettere assolutamente sul piatto della bilancia una minor tutela della salute delle persone. Tra l'altro, no, abbiamo parlato con questa signora a 62 anni, quindi sicuramente una lavoratrice esperta, sicuramente una lavoratrice che sarà stata attenta anche ai dettagli. Lei diceva giustamente, capita però anche ai giovanissimi, quindi non c'è nemmeno una regola, non è che se si è inesperti si Eh, rischia. Guardi, Cioè, la cosa più grave è che si continua a morire delle stesse fattispecie che succedevano 10-20 anni fa. I casi sono sempre gli stessi. Caduta dall'alto nell'edilizia, schiacciamento materiale che cade, agricoltori che si ribaltano col trattore e poi in alcune industrie i macchinari che trascinano all'interno le persone. Sono sempre gli stessi i casi, quindi per noi è fondamentale intervenire anche con azioni di formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, perché sono tutti casi di morti che potrebbero, con i giusti comportamenti e con i giusti accorgimenti, essere evitati. Ecco, questo non è accettabile. quello che sta mettendo in campo il governo rispetto all'aumento di ispettori, perché anche quello, no? A molte aziende conviene rischiare perché la probabilità che abbiano dei controlli ad oggi mi pare che non sia così alta. Allora, per noi è molto importante l'investimento nella prevenzione. Il decreto che è stato pubblicato stanotte, peraltro del governo, sulla sicurezza prevede un inasprimento delle sanzioni e questo va bene, però a noi interessa molto più la prevenzione che le sanzioni, cioè noi vorremmo evitarli gli incidenti e quindi va bene investire anche nelle figure di ispettori. Bisogna stare attenti perché noi abbiamo un servizio ispettivo che è quello degli SPISAL, legati alle ULS. Qui si parla di investimento nell'assunzione di ispettori presso l'Ispettorato del Lavoro. Vogliamo controllare bene perché gli ispettori dell'Ispettorato del Lavoro hanno alcune funzioni, controllano la regolarità contributiva, la regolarità della documentazione. A noi interessa però che ci siano anche i tecnici dell'ISPISA, che sono quelli che vanno a vedere dentro ai posti di lavoro se i macchinari sono a norma, se il flusso di lavoro è organizzato. Ecco, quindi non basta probabilmente quello che fa il governo, serve anche finanziare anche le regioni perché aumenti la dotazione di tecnici della prevenzione. Questo per noi è uno dei punti fondamentali. Anche perché no, voi ovviamente siamo qui oggi per parlare anche di questo hub per gestire gli aiuti, e voi avete contatti con i lavoratori che sicuramente sono svantaggiati vivendo in paesi svantaggiati, però è assurdo appunto che cioè, la situazione italiana sia questa, perché è veramente da terzo mondo, mi viene da dire. Sì, i dati che vediamo sugli infortuni denunciati all'INAIL non solo sono superiori ai dati del 2020 e questo è comprensibile perché per gran parte dell'anno molte attività l'anno scorso si sono rallentate, ma la cosa che ci preoccupa è che sono peggiori rispetto a quelli del 2019 e non sono aumentati solo i morti sul lavoro, ma anche gli infortuni gravi, di cui si parla meno, che però lasciano molto spesso menomazioni permanenti o invalidità permanenti nelle persone, a cui viene cambiata la vita proprio per motivi che molto spesso si potrebbero prevenire o evitare. Allora, parlando di questo hub, no, partiamo Pedersoli da mesi fa, no? Perché prima di arrivare all'hub è partita una campagna. Ma guarda, è partita una campagna quando a fine anno, fine dell'anno scorso, appunto, ha preso fuoco un campo profughi nella Bosnia del Nord e in CISL ci siamo cominciati a interrogare se dovevamo muoverci, fare qualcosa, eccetera, perché si trattava di persone, qualche migliaio di persone, che si trovavano senza un tetto sopra la testa, senza nulla da mangiare, in mezzo a una natura molto ostile, perché il clima continentale la porta a meno 20 senza problemi d'inverno. E allora ci siamo organizzati per un viaggio, un paio di viaggi veloci di furgoni carichi di cose di prima necessità, dal vestiario, medicinali, alimentari, eccetera. Siamo andati così. Poi abbiamo visto che per far fronte almeno in parte all'enormità del problema bisognava organizzarsi un po' di più, anche per fare le cose abbastanza in regola, perché ci sono le dogane, eccetera. Siamo fuori dall'Europa, siamo alle porte dell'Europa, però fuori, quindi anche il transito delle merci non è così semplice fuori dall'Europa.
Allora abbiamo deciso di strutturarci prendendo questo capannone in affitto nell'Alto Vicentino e da lì siamo partiti, siamo diventati un po' un punto dove molti gruppi, associazioni italiane, ma anche fuori, perché è arrivata roba dalla Spagna, roba dalla Svizzera, dall'Austria, dalla Germania, e quindi molti gruppi, associazioni, collettivi vari mandano lì la roba e noi ci occupiamo, ci facciamo carico della logistica perché attraverso l'aiuto, con l'aiuto della Caritas locale bosniaca che ci consente di fare le donazioni e di riceverle, poi attraverso quelle aiutiamo un insieme di associazioni e gruppi che operano sia con i migranti, sia anche con, diciamo così, le categorie più a rischio del mondo bosniaco, della cittadinanza bosniaca, quindi persone che hanno problemi reali sia economici che di altro tipo. Faccia conto che da aprile con il prossimo sabato siamo al 7° container di roba che va via, quindi parliamo già di un centinaio di tonnellate di roba per valori molto alti come valore intrinseco della merce, ma a noi succede appunto che arrivano da tutte le parti e quindi è anche un bel E modo che di... cosa raccogliete? Guardi, noi raccogliamo vestiario, quindi adesso abbiamo ripreso la campagna invernale perché là appunto d'inverno è molto freddo, però poi anche sacchi a pelo, tende, coperte, quello per esempio pentolame, perché adesso per esempio purtroppo un grosso flusso di persone dell'Afghanistan che scappano dopo l'esplosione dell'Afghanistan, terrorizzati dai talebani, quindi rispetto a prima che arrivavano solo giovani maschi ed era anche un po' più semplice resistere al clima, alle privazioni, adesso arrivano famiglie con i bambini, eccetera, quindi è un po' un problema, si aggrava il problema. Tutto quello che serve a sopravvivere lì, anche per esempio medicinali di prima necessità, tipo le garze, cerotti, molti arrivano con piaghe, arrivano con la scabbia, per esempio, malattie della pelle, quindi ci serve anche pomate che per quello, un po' tante cose di prima sopravvivenza, ecco, noi operiamo su quello, cioè cerchiamo almeno di mantenerli in vita, poi qualcosa si dovrà fare per risolvere il problema alla radice. E chi è meglio, diciamo, che vi aiuti, non so, aziende piuttosto che privati, enti, associazioni, perché poi magari c'è il rischio, no, di raccogliere cose che in realtà non servono o servono meno, quindi chi volesse... Guardi, la cosa bella è proprio il fatto che i Veneti, al di là di tutto, avremo tanti difetti, però questo della generosità non manca. Ci arrivano aiuti sia da aziende, sia da privati, sia da associazioni, gruppi parrocchiali, scout, eccetera. Arriva un po' di tutto, sia a livello di materiale che poi di aiuto concreto, perché molti stanno venendo ad aiutare per lavorare il sabato, la domenica, durante qualche serata, eccetera. Quindi c'è proprio un movimento di gente che quando vengono sollecitati si attivano ed è una bella cosa in sé. Poi è necessaria anche una certa continuità, no? Perché magari sull'onda dell'entusiasmo voi raccogliete, però queste sono emergenze che poi purtroppo diventano croniche. Abbiamo voluto dare continuità appunto con questa struttura e col fatto di diventare un po' un hub. In effetti questo dà la misura che si può ragionare almeno sul medio periodo e quindi possiamo dare un minimo di continuità ai rapporti che abbiamo sia in Bosnia che in Serbia che in Grecia, perché sono lì i 3 paesi dove per adesso stiamo operando. Per raccontare, no? Perché si fa presto magari a lamentarsi qui, magari degli obblighi, però forse bisognerebbe riuscire a far visualizzare qual è la situazione in questi campi, cioè come si Guardi, vive, o forse come si cerca di sopravvivere, visto che immagino insomma voi ne abbiate visti o chi per voi. il problema lì è che ci sono dei campi dove praticamente la gente, se entra nel campo, non riesce più ad uscire e quindi non riesce più a compiere quella cosa che per loro vale più della vita, che è il tentativo di arrivare in Europa. Quindi molti migranti delle rotte balcaniche rimangono fuori dai campi, loro dicono stanno nelle jungle, che sarebbero i boschi, oppure negli squat, che sono ambienti occupati, vecchie fabbriche distrutte, ancora magari case bombardate dalla guerra in Bosnia di 20 anni fa, stanno lì e tentano di passare la frontiera, chiaramente in maniera illegale, però lo riescono a farlo se stanno fuori dai campi. Queste persone fuori dai campi sono veramente a rischio. Dentro i campi, diciamo, c'è un po'
un minimo di sicurezza in più, anche se la vita è grama anche lì dal punto di vista sia materiale che sociale. Quindi cerchiamo di intervenire in tutti e due gli ambiti proprio per cercare di alleviare certe condizioni. Non sono milioni di persone, parliamo di numeri abbastanza contenuti rispetto all'Europa, parliamo di qualche decina di migliaia di persone. Adesso però il problema appunto è l'Afghanistan e quindi vediamo quanti ne arriveranno. E però c'è da dire che insomma, comunque siamo in pandemia, no? Quindi, cioè, mentre noi siamo attenti a metterci il gel quando entriamo in un negozio, in situazioni promiscue, è chiaro che cioè, diventa tutto più complicato, immagino. Io sì, lei ha ragione, però guardi, per certe persone il livello della vita è arrivato a un punto tale per cui la pandemia è l'ultimo dei problemi. È brutto da dire, per noi è il Eh. primo, per loro probabilmente è l'ultimo perché ne hanno molti di più prima. Ecco, volevo chiedere a Re Fosco, no? Voi siete impegnati anche rispetto alle politiche migratorie. È sempre un po', insomma, una vecchia, nuova storia, ma comunque c'è sempre questo imbuto, no? Che cosa si può fare? Voi come vi state muovendo? Ma la prima scelta che abbiamo fatto è quella proprio di intervenire nelle situazioni di emergenza. Qui si tratta di intervenire per garantire la sopravvivenza alle persone, come diceva prima Pederzolli. E abbiamo visto una grande risposta da parte dei veneti in termini di solidarietà. C'è da fare però una riflessione politica più ampia. Nel nostro paese siamo chiaramente ai confini dell'Europa, il confine della Bosnia è a 300-400 chilometri da casa nostra e fra l'altro queste persone che arrivano vorrebbero arrivare in Italia per poi dall'Italia andare in Francia o in Germania, magari per ricongiungersi a qualche conoscente. Il tema che ci coinvolge, poi che coinvolge il sud d'Italia con gli arrivi diciamo dalla Libia, dalla Tunisia, partono da un presupposto che secondo noi è ora di affrontare. Le persone arrivano illegalmente nel nostro paese perché non c'è nessun canale regolare per arrivarci. E quindi vengono spinte a azioni di illegalità, di clandestinità, persone che magari se ci fossero dei canali umanitari da una parte, ma anche di migrazione, così come viene detta economica, fra virgolette, sarebbe possibile, ecco, se ci fossero questi canali, fare in modo che le persone arrivino regolarmente, che vengano, diciamo, censite regolarmente e quindi che non vivano, diciamo, ai margini della società, costrette magari alla delinquenza, e anche, mi viene da dire, in questa fase potrebbero contribuire anche a questa ripartenza economica con l'attività lavorativa. Noi abbiamo tantissimi settori in difficoltà perché si è bloccato il flusso delle migrazioni. Penso all'agricoltura, penso all'edilizia, penso a tutto il settore alberghiero e della ristorazione e dobbiamo renderci conto che siamo in un sistema interconnesso e che la migrazione non va demonizzata, ma va programmata e gestita da un paese civile. Ecco, quindi questo è un tema che non riguarda solo l'Italia, riguarda l'Unione Europea che finora non ha dato le risposte che ci si aspettava, ma non ha dato le risposte che ci si aspettava perché il tema delle migrazioni non è un tema comunitario, cioè la comunità europea non ha nessun potere da questo punto di vista, ma è un tema intergovernativo, cioè deve passare per un accordo all'unanimità fra tutti gli Stati. E finché c'è questo meccanismo si rischia che gli Stati che non hanno questo problema lascino soli i paesi come il nostro che invece devono affrontare i problemi che pone diciamo, il flusso migratorio, senza poter fare una programmazione invece che possa gestire il fenomeno senza che diventi un problema per le persone. Cioè un'immigrazione regolata sarebbe un vantaggio per tutti. Guardi, noi siamo un paese che si sta invecchiando e dove queste sono le previsioni di Unioncamere per i prossimi 5 anni, noi avremo circa in Italia 600.000 persone che escono dal mondo del lavoro per pensionamento e ne avremo circa la metà per corti demografiche che entrano. Cioè i giovani che entreranno nel mondo del lavoro non saranno neanche sufficienti
a sostituire le persone che vanno in pensione. E questo è un tema che va affrontato, non possiamo aspettare che si risolva da solo. Fra l'altro questo sta generando un problema per molte professioni, per molte imprese, ma anche per molti servizi pubblici. Penso per esempio alle case di riposo, in cui molte case di riposo in Veneto rischiano di dover ridimensionarsi o chiudere dei reparti perché semplicemente non trovano il personale che accudisce gli anziani. Anche perché, Mm, mi scusi, l'ho interrotta, no, dicevo anche perché mi raccontavano tempo fa appunto i responsabili di case di riposo, anche qualora uno trovasse del personale, diciamo, non italiano, resta comunque il problema della lingua, perché tu ti confronti con un'utenza fragile, e voglio dire, non è che puoi parlare in inglese certo. o in qualsiasi altra Certo. lingua, per cui non sono nemmeno tempi veloci quello del recupero, no, di lavoratori o di manodopera che non sia, diciamo, locale. Una politica miope dell'immigrazione fa sì che siamo già in ritardo, perché programmare la migrazione in maniera intelligente in base anche alle competenze che servono al nostro paese è una cosa che ha bisogno di tempo, perché abbiamo bisogno di persone che conoscano la nostra lingua, conoscano le nostre regole, le rispettino, conoscano il sistema di lavoro che abbiamo e siano in grado di avere le competenze giuste. È una cosa che prevede dei tempi di realizzazione lunghi. Fra l'altro la questione sanitaria, no? È in cima a questi problemi, perché tra Sì, personale femministico e medico sappiamo che certo. la situazione peggiorerà di qui in avanti. Tra l'altro la pandemia ha solo, diciamo, evidenziato un problema che si conosceva già da anni. Comunque, se Ha mi ampliato un permette, problema. Adesso, se posso fare una piccola riflessione, pensiamo che in Veneto ci sono circa, la nostra stima, fra regolari e irregolari, 90.000 famiglie che hanno una badante straniera, per la maggior parte dei casi, che aiuta a gestire le problematiche familiari. Badanti che molto spesso passano per percorsi di clandestinità, che non sono in regola e che quindi non sono adeguatamente formate dal punto di vista infermieristico, dal punto di vista dell'assistenza, non parlano bene molto spesso la lingua, non conoscono le nostre regole e noi gli stiamo affidando i nostri anziani e le nostre persone disabili. Ecco, quindi quando parlavo di programmazione deve essere vista a largo raggio, proprio a sostegno dei bisogni delle famiglie. Prego. no, volevo solo aggiungere un dato proprio sull'immigrazione per dire che esiste anche un altro problema che aggrava la situazione. L'anno scorso sono entrati in Italia circa 43.000 richiedenti asilo. Le persone che richiedono asilo non possono lavorare, l'ha spiegato prima Gianfranco, perché non c'è diciamo, un'immigrazione programmata dal punto di vista economico, quindi anche produttivo e lavorativo. Sa quanti se ne sono andati di giovani italiani laureati invece se ne sono andati all'estero? 285.000. Quindi noi abbiamo anche l'aggravio del problema dei nostri giovani che se ne vanno a lavorare da altre parti perché trovano magari situazioni migliori, occasioni migliori e che impoveriscono il nostro tessuto produttivo. A maggior ragione programmare una migrazione, diciamo così, in maniera seria è un interesse per l'Italia e per il Veneto, quindi noi ci aspettiamo anche un po' questo prima o poi che succeda. Ecco, tornando a questi campi, no, volevo chiedere a lei, Pederzolli, il fatto appunto che sia scoppiata un po' la questione afghana. Lei diceva appunto si sono cominciate a vedere donne, bambini, questo che cosa comporta a livello anche di, sì, di Ma aiuto, guarda, ma anche insomma di... sì, allora già prima tutte le persone che noi incontravamo sulle rotte balcaniche erano persone, diciamo, non c'era mai una migrazione, quasi nessuno migrava per ragioni economiche, perché quelli che arrivano dal Pakistan, la diaspora pakistana, quelli che arrivavano dalla Palestina, già dall'Afghanistan parecchi, noi abbiamo conosciuto là perfino delle minoranze che da noi non si vedono, non si sentono mai, tipo i Rohingya della Germania. Birmania che è diciamo una minoranza molto perseguitata nel loro paese, quindi scappano anche loro, e addirittura dei cinesi uiguri, che sono anche là una minoranza molto... Quindi sono tutte persone che scappano da persecuzioni o da guerre. Adesso però, le ripeto, prima noi vedevamo giovani maschi, venivano loro per cercare di entrare in Europa, trovare lavoro e poi magari attuare il ricongiungimento familiare. Con l'esplosione dell'Afghanistan sono scappate famiglie, ma centinaia di migliaia di famiglie, quindi
quando ci sono anche le donne e i bambini, il problema si aggrava perché il problema di avere da mangiare, un tetto sopra la testa e avere vestiti caldi, eccetera, potersi fare una doccia almeno una volta alla settimana diventa importante avendo dei bambini, perché poi, ripeto, il clima della zona balcanica non è come il clima mediterraneo mitigato dal mare, là d'inverno fa molto freddo. Ma non è possibile pensare a dei corridoi, per esempio, per i bambini, per queste mamme con... Stiamo chiedendo a gran voce, lo ha chiesto perfino il nostro Premier, però adesso vediamo se dal summit che hanno fatto il G20 sull'Afghanistan nasce qualcosa, ma finora di concreto vediamo poco, insomma, vediamo cosa succederà. Allora, spieghiamo però che voi lavorate in realtà da decenni, no? Perché noi parliamo di questo, però quindi insomma di esperienza ne avete rispetto alla cooperazione. Ma ISCOS, le ripeto, lavora da decenni sulla cooperazione internazionale, quindi dal Sud America all'Africa all'Asia sono presenti ancora adesso molti progetti ISCOS in corso, molti sono stati conclusi nel tempo e molti ne stanno partendo. Noi siamo strutturati proprio con dei comitati regionali che collaborano col livello nazionale. Ci sono in giro per il mondo cooperanti ISCOS, ci sono anche volontari ISCOS. Noi adesso abbiamo scelto in Veneto la forma del volontariato puro perché ci viene bene, perché c'è un movimento di persone che già si dà da fare, eccetera, non abbiamo problemi ad avere braccia e teste di gente che pensa in modo solidale. Sì, crediamo che sia anche una cosa da implementare perché, come diceva all'inizio Gianfranco, ormai il mondo è sempre più interconnesso, se non ragioniamo a livello macro, poi alla fine la paghiamo anche noi. Il mondo del futuro o sarà più equilibrato, ci sarà meno distanze fra il mondo ricco e il mondo povero, o altrimenti prima o poi esploderà. Siamo già in troppi. Se qualcuno volesse aiutarvi, magari, cioè, volesse proprio prestare anche la sua opera di volontario o aiutarvi nella raccolta, come fa? Ma potrebbe già scrivere una mail che è veneto@iscos.eu oppure chiamare qualche sede CISL dove gli daranno informazioni, però scrivere la mail è la cosa migliore perché riceve risposte in poco tempo, in giornata stessa, e poi ci si mette d'accordo per quando, dove trovarsi e che lavoro fare. Qualcuno preferisce delle cose, qualcuno delle altre, ci sono migliaia di cose da fare, quindi uno lo può fare sia da casa sia venendo presso il nostro hub, mettendosi d'accordo in qualsiasi settimana. Fosco, siamo quasi in chiusura, volevo chiederle, no? Spesso diciamo, cioè, molti vedono con fastidio la questione dei migranti, ma ci dimentichiamo del fatto che sono persone che non hanno scelta e non hanno scelto di lasciare magari le proprie case, i propri affetti, il proprio lavoro anche spesso. Diciamo che la migrazione è un fenomeno complesso. C'è chi fugge da situazioni di guerra, di persecuzione, di gravi destabilizzazioni politiche e questi affrontano anche questo tipo di situazioni estreme. Molto spesso sono gestite da vari tipi di mafie e quindi sarebbe opportuno anche avere dei canali legali proprio per togliere il terreno sotto i piedi agli sfruttatori, ai mafiosi. Poi c'è una migrazione diversa che è quella di chi cerca opportunità di miglioramento, come hanno fatto i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni in passato. Ricordo che sono di più i veneti sparsi per il mondo, in particolare nell'America Latina, di quelli che ci sono in Veneto oggi. Ma è quello che stanno facendo, veniva detto prima da Pederzolli, molti giovani italiani che fanno un'esperienza in un altro paese, perché ormai l'Unione Europea è diventata una comunità davvero, no, in cui ci si sposta senza più limiti di flussi, senza bisogno di avere permessi di soggiorno, eccetera. È una vera comunità in cui le persone possono spostarsi. Direi che da questo punto di vista, io lo direi così, il problema del nostro territorio è che noi, mentre abbiamo molti ragazzi, ragazze che fanno un'esperienza di lavoro all'estero, siamo poco attrattivi per i ragazzi degli altri paesi d'Europa. Ecco, questo è un tema sul quale interrogarsi. E siamo anche poco attrattivi per la migrazione che arriva magari dall'Africa, dall'Asia, perché vedono l'Italia più come un paese di passaggio che come un paese di destinazione. Quindi ecco,
da questo punto di vista la preoccupazione e la necessità anche di rilanciare il nostro territorio come territorio accogliente, un territorio di opportunità anche lavorative, è fondamentale, perché se no rischiamo di non attrarre nessuno, ma invece che i nostri giovani siano attratti da altri posti. Ecco, questo è un tema che va affrontato non in maniera ideologica, non in maniera emotiva, ma va affrontato politicamente con una seria programmazione. Bene, siamo in chiusura. Allora, io ringrazio Gianfranco Refosco, segretario regionale CISL Veneto, e Giancarlo Pederzolli, referente regionale di ISCOS per il Veneto, naturalmente. Grazie per averci seguito. Grazie a lei e grazie a tutti i telespettatori. Grazie. Grazie. Arrivederci.